Era un cazzo motivo, non c'era proprio. Occhio! Sta caduto! Cammina! Carla Ezzo paris a sa sorre Sebastiana est regista di questo bello documentario Lost Citizen, che ad andare in sardo ad essere gente che ne amparo, gente perdia. Come ti nasce di questa idea? L'idea è di sorremia Sebastiana che abito su sa crisi de sus ulcis de Londra in una de issa bividi e traballata e ha pensato di fare qualcuna cosa per la Sardegna contando questa storia di gente in cricca e traballo e di gente criccando di mantenere su traballo. In questo documentario, a parte le riprese che vengono a vedere la guerra dei operai, dei disamparaus, dei chi non hanno di lavoro, vosaltro fai sapere una cosa che mancai in televisione, in giornali non contano. Su chi ha segau questa crisi, che è questo accordo tra babbo e figlio. Cioè questa crisi e tutto questo che è succedendo in Susulcis pone di contras a babbus e figlius. Questo è s'imposta che mancai telegiornali e giornali non hanno comprendido e cos'altro in sul documentario ponesi in luce. Io provavo a far dare babbus e figlios, non si contare come issos vivinti questa crisi a pala dei lottas. E questa crisi è pesante per i figli, è difficile finza per i babos, ma per i figli è una cosa impossibile a pensare, a narrare, poiché non tenete prospettiva e questa crisi non finiti. Tu sei una giornalista, giornalista ha avuto il testimonio del suo tempo. Hai lavorato in noi, hai ido e succedete in questa che è sul territorio più povero di tutta Italia. Secondo te, come giornalista, su chi bisi in altro luogo, puoi nascere una speranza? C'è uno aspetto o oggi questa questione è serrata e non si può andare in avanti? No, io penso che una speranza dura sempre. Questa gente non deve accabare di lottare e la politica deve stare un po' più attenta. Pare di uno spanto, questa è la zona più importante per la produzione industriale della Sardegna e oggi pare di una zona che non tiene per uno aspetto per il tempo urbanitori. Vosotros hai fatto battaglie sindacali, protestas, a s'accabata, però tutte le promesse non sono poderadas. Tu oggi sei il protagonista di un documentario bello fatto da Carla Ezzo, Sebastiana e Vincenzo Rodi e ti può dire a posti di tutta questa guerra. Ma io sono uno dei protagonisti, i protagonisti sono avuti tutto questo che in questi anni e prima ancora del nostro hanno lottato per agguantare via la possibilità di lavorare in questo territorio. Che noi amiamo profondamente e sono convinto che ancora questa industria poi tiene un futuro e poi tiene ancora poi dona possibilità a gente di noi e non siete di noi di poter lavorare. Poi noi è vero che ho fatto mera protesta, ma ho fatto mera
e mi era ancora proposta per Bessi di questa situazione, conoscevo la strada di Bessi, è vero, ci furono promesse a non mantenersi, ma non si usava su firmus. Sa lotta santi imparau i antichi che vagara sempre, poi su manco lascia sa dignità a chi ne lotta. Non su titolo sì in inglese, ma bonai cittadini perdius, ma perdius in su senso che hanno fatto verdi i diritti, noi non siamo perdius, noi uscireus da onde beneus, a onde seus e a onde boreus andai, uscireus claro e uscireus che lì è sta strada. Antonello, sa cosa su legge di tutta questa questione? È una cosa che su Stato, alle istituzioni non si può perdonare. Su è riposto contro babbus e figlius. Tu darnau del suo commento questo. Ma devo questa cosa devo in più di 30 anni del lavoro in industria di crisi dopo passare atras. Non fiassa prima volta, ma mai commenti in questa situazione si sono agattato in suo passato. E io non abbiamo ancora visto questa situazione di magari a un erario ormai essi mannu come un noso e tenni figli mannus senza traballo. Prima ci via la possibilità di cagando uno andare in pensione poi ti accabao di donare il suo proprio impegno a sa produzione, a suo traballo, ci via la possibilità di che i figli potessero andare a cattare traballo. Oggi non c'è traballo poi babbus e più spago ancora ci poi figli. E quando in sa stessa domus si deppi guerrai, pochini deppi traballai, poi ta questa situazione a un disanti portao, i dirigenti, i politici degli ultimi 30 anni che non hanno scipio programmai una diversificazione o comunque una consolidazione a pone a reigisi posso traballo che ci via questa è la situazione che si è accattata a lottai posso traballo ma se su traballo è pago non c'è voi babbus comprendi se c'è voi figli. Un'altra cosa che narais in questo documentario è questa. Cassa Industria non fu di non tenia su proprio spetto degli anni 60 e 70, riusciante i politici, riusciante le istituzioni. Questa cosa legge è che nemus ha fatto nulla per intervenire in tempo. Ma noi siamo passati anni e anni del governo del suo lavoro, dell'industria, del suo Stato, a Zagattai nel primo anno 90 a deppi cambiare, a i multinazionali, i strangi, arrivai e donai la possibilità di continuare a lavorare, poi su Stato si sta ritirato. E dopo 15-18 anni si sono agattati sul centro della crisi mondiale, poi noi ci sono tutti i multinazionali che ci sono in tutto il mondo, i americani, i russi, i svizzeri, i danesi, tutto il mondo è localizzato in questo rogo del territorio dei Susulcis, che non è tutto Susulcis, può produci e può fare dinai. Quando sul mondo non ha più domandato o non ha più questa produzione importanti come l'alluminio che si vende e si produce in tutto il mondo, noi si siamo agattati soli a deppi combatti non scetti contro i multinazionali ma contro il governo che non anticipi donare risposte assenti e contro l'Europa e contro il mondo. Poi tannoso dei noi, di questo arroghetto di Sardegna, di questo arroghetto di Sulcis, è un battio a solus contro il mondo. Ma non si sono mai donato perdius. E ancora oggi, se vedo questo slogan, come si narra, è a resisti. Voi tanti a resisti chi ci via prima e a resistere noi pure. Bosatru è fatto un montone di proteste, sono stati i telegiornali nazionali, fino alle televisioni europee, per questa questione del Seurallumina, ma forse non stiamo a contare, come hanno fatto invece a Sebastiana, Carla e Vincenzo in questo documentario, e da due in parlare di una protesta, che ha vunti le sofferenze delle famiglie, delle agenti, e forse sì. Trabalhos come questo servono più di una
attenzione che ho da una televisione manna, ma chi deniti però su disiglio dei vari audience. Noi ci siamo agattati in tornare su conto di quando il lotta non fianta sighias come in punti sighias oggi delle televisioni e delle informazioni. Noi per un certo tempo siamo riusciti a utilizzare questo mezzo per far arrivare la voce nostra onde deve arrivare. Poi noi vagavamo finza per protestare. La protesta di un operaio di Portovesme non è la stessa protesta di un operaio di Taranto o di Piombino. Può arrivare a Roma, c'ho il pago. Può arrivare noi vagavamo finza per protestare. La protesta nostra non scende in dinai ma in sacrificio. Protestare e manifestare è un sacrificio. E in mera santi ha gattato la possibilità di fare in suggergo audience, di fare ascoltus, di fare pubblicitari, e ha gattato gente che muove a mancare di questa sofferenza e attura innanzi del televisore. Questa è una prospettiva diversa. Funti benioso in meras, funti stetioso in meras, questo su professionista e prospago che è professionista che ha fatto riprese, documentari, filmauso, ma sempre puntendo l'obiettivo in questo che sa gente poi vi, sa lotta, sa sofferenza, si scontri, sprantus, tutto questo che sa gente è abituale a bere. Questa è una prospettiva diversa, questa è una prospettiva che vai a comprendere che noi la gente è consapevole di questa situazione che vivi e da vivere di prospettiva diversa, ma poi andando a viga si unisce, è una strada che anche già hai fatto altro, che si offende in noso e purtroppo penso che deve vai sfilo nostro puro. Una guerra lunga, anni si combattendo contro non fatti contro il governo, contro un'idea di società che è sbagliata e che è ponendo fondo a suso sul mondo. Ma in tutta questa situazione, secondo te, potete arrivare un fuoco di speranza? Ma fuori di speranza, noi ho tenuto occasioni di questionare, io personalmente, altri colleghi di altre fabbriche, di altre situazioni, non c'è questa industria, e noi stiamo maledotti, i commercianti, i artigiani, tutte le categorie, poi appunto accappiare al suo lavoro di questa industria, che donare busta vagas, bonas, e alimentare il suo commercio, il artigianato e tutti i servizi che ci vengono sul territorio e che ci punti ancora e stiamo cercando di agguantare. La speranza è questo fuoco che un uomo che si chiama Francesco si consegnato, ma che noi teniamo già entre noi, non è speranza, poi si spera che qualcuna cosa possa arrivare con un miracolo, poi c'è consapevolezza, che su chi va un noso, ci devo fare in Italia, scetti noso, e in tutto il mondo, serbili, poi finza da quando c'è questi sommini, le produzioni, i metalli, i utensili, le macchine, i aerei, i motori, hanno servi sempre, e hanno servi sempre di bruso. Noi siamo questo che noi ci devo fare, la sai si fai. Quando c'era la miniera il lavoro era sicuro, non c'era rischio di niente. Vosotros trabalhate in miniera,
i colleghi che partecipano a questo documentario stanno lavorando in fabbriche, noi stiamo firmus, ma sei tutti lavoratori. Su lavoro fu questa cosa che dona da dignità a sommi. Questa dignità oggi pare perdita. Infatti, io quando sono entrato a lavorare in miniera, in questa miniera che sono entrato a lavorare era San Giovanni Miniera, prima di Montevone. Quando sono entrato ci via 700 operai solo a Santo Giovanni Miniera. Non ci era una domus fitta in tutta questa miniera. Poi questa popolazione, pagaresi, su lavoro non è sicuro. Cosa era? Itaviera di lavorare in miniera? Era una cosa che su pane sicuro. Poi questa società virtuosa, là, su stipendio non ti arriva a mancare. Mancando di loro applicare questo tutto, questo stipendio. Come ti viera su Minaroi? Su Minaroi ha gattato tutto da comprare in suo spazio di questa azienda. Io mi ricordo del babbo mio, che aveva 9 figli, non ha pagato mai di noi. Poi te rotto su chi lavorava, ci devono in cantina, poi si fa mai. Poi te lo via tutto in cantina, ogni cosa. Finza solo bendianta, orologio, tutto ci viene tutto. E quando arrivava a metà del mese, nareso, su stipendio, fiera acabao. Allora mettevano una striscia nel libretto che dicevano loro, sul liburetto, una striscia a ruvia, era il rosso. Poteva prendere solo il pane, le cose necessarie. Il testuccerio, sul modernamento che hanno fatto di questa miniera, non arrivava su mezzo meccanico. Antes cominciava a bogare questa gente e arrivare a questa cassa integrazione. Io sono entrato nel 1959, che da Punau aveva 700 e aveva l'avello a 100 ci sono bogati tutto il Minarosi. Poi è scoppiata questa cassa integrazione, che questa cassa integrazione è nasce per ristrutturare questa azienda, per porre questa azienda in condizioni di rendere bruso, però non ne ha oggi. Poi questa zavorra politica che hanno fatto in miniera, ogni partito, per niente gente, ma ci viene a mezzo meccanico se no non potreste lavorare. Il miniera Santiserrao, le fabbriche stanno serrendo, questo territorio, questa zona bella della Sardegna che ha donato luce a Sardegna Entrea, esti oggi a Seneghendo. Pare che non c'è da vacca da sentire rappesai. È un lavoratore che ha lavorato tutta la sua vita. Quali potete essere si imposta di donare ai giovani? Io non ho sempre gusto. La zona industriale di Portovesme è nasce con i lotti dei Minaroisi. Poi viene serrendo miniera e ci si rinnesce a fare l'industria a Portovesme. Oggi stanno serrendo l'industria di Portovesme, dove 2 o 3 metri, stanno in bilico con sapuro. A voi è venire da questa zona dei Susulci Iglesienti? Chi sta andando da questa zona di Rotto su Campirano, voi a Minarosi ci andate in tutto su Campirano, Bugerro, Montebeccio, insomma, ma era là tutto serrato, e tutto serrato. Io che ho fatto parte di questa consulta di associazioni che si offendono una battaglia, poi si indicare a Summanco questo che hanno tirato di rovine di miniera, poi sul turismo, poi questo è costato. E ho fatto un'occupazione in via Oslavia, a Castello, 14 mesi, sì. Non senti neanche, non voglio questa frase, non senti mai considerato. Mai considerato questa politica via contro Sanoso, tutta questa politica via contro Sanoso. E con questa cosa del suo parco geominerario fu una bella idea, torrai saliento in questa zona. Certo, il parco geominerario è una cosa che è un patrimonio enorme, gente, perché questa Germania, una miniera dislocata, non mi ricordo a voi, bandano 3 milioni o 4 milioni di turisti all'anno. Noi, cari, su cose più belle, non faremo nulla. E non voglio che faremo cosa.
Associazioni, non è che vogliono, è tutto a scopo, associazioni ONU sono, senza scopo di nulla, senza niente. Quanto serve il lavoro come questo documentario può fare a maniera che cose cambino? Beh, questo documentario dona farò avere risorse a mera gente, a mera gente. Poi a mera gente non manco si immagina questo che hanno tirato di miniere e in ora dove vanno bis a rovina che hanno tirato e questa cosa che si può riutilizzare sul turismo. Spero che questo porti mera. La perdita del lavoro è un dolore che non si può quantificare. Sei un assistito, sei una persona che non se lo guadagna più il suo lavoro, ma che si accontenta, tra virgolette, anche se non è così. Cioè, già lui a 50 anni ha perso il posto di lavoro, non ce n'è per lui che ha 50 anni, figuriamoci per me che ne ho 28. In ripresa, il ritratto di questo documentario funti da Vincenzo Rodi, che tiene un'esperienza a manna, commenta cameraman in televisione, si commenta documentarista. A tu la domanda di gusto, la domanda a Carla. Ma da volta, quando si questiona da crisi, del lavoro che manca, dei lavoratori che ne amparo, si gicca da vari audience e mancai non si riesce a fare comprendere a gente, a ascoltatori, e da due esti parlare di tutte queste lotte dei operai. Questo documentario riesce a fare comprendere e è succedendo in Susulcis. Questa questione è scusa. Intanto è un lavoro che vedo finché un poco di passione nel suo caso, no? E quindi tocca magari che non si sta ballando ogni giorno, questa questione si tocca finché si annoso. E finché è bello seguire a fare questo lavoro e a si incuriosire di certe cose, si incuriosire. È quasi un dovere a volte a raccontare su chi video su ogni giorno, che a volte pensavo che sia tutto scontato e noi casi. Quindi cosa si deve fare? Un po' passione ma un po' dovere puro. Poi quando le cose si devono fare traballando, si sempre seguendo su tempus, sempre seguendo altre cose, se posso la televisione, posso giornalista, e altre volte invece quando sei quasi senza fare nulla, ti frimmas, ti scurtas a mengius, piglias a certa decisione, se può approfondire argomenti che me la volta non potesse traballando. Quindi insomma è una cosa un poco gasi, di intendersi e dovesse con me da piacere. Questo Los Citizen che da in sardo è gente che ne amparo, gente perdia. Questo documentario è quasi un documentario sociale, ormai, no? Vosotros contaisi, come ti sto tornando, una Sardegna che i telegiornali e i giornali oggi non contano. Però devo dire un'altra cosa, in questo documentario, a parer mio, di essere una bella imposta, e s'imposta da mando a stui che è vero che si vinti in guerra, salotta, un territorio degogliato, ma lui ha fatto venire biri immagini di speranza che non hanno spettuono a fare biri ir bellezza di questa zona. Forse si scusta a Sandala desighiri. Non tutto è sperdio, questo territorio tiene questa possibilità di desinterrare pesare. Questo è sicuro. A parte che me la volta associato a Susulcis una fabbrica, una ceminiera, ma è un territorio bellissimo, bellissimo, montes, mare, troppo bello. Poi io conosco per altro motivo spuro, sono un naturalista e quindi mi dedico a chi scappare in su monte nel suo caso, no? Però
è un territorio troppo bello e mi deve dare l'astima finché non devo dare. E tanto dopo già contando questo sconto, poi te non fai bene finché un passante su casi che alcuna cosa de sul monte, de documenti fatti, insomma, tutto. Poi può essere pure che sia un'alternativa a valorizzare in altra maniera questo territorio, può essere pure. Io ti spero. Tu sei un documentarista, hai fatto fino a un trabalho che ha vinto un premio importante. Questo documentario devi presentare in festival internazionali o a Varradano? Ad sicuro, poi già è naschio con questa impostazione, a dover girare non per forza in domo nostra nei suoi casi, ma io ho preparato una versione con sottotitoli in inglese e quindi ad ogni festival che potevo noi lo domandavo, però sempre pensando a questa cosa nostra lavoro, cioè adesso è bello a dove vedere di scuola o in altre abilità che non sono in susulci, si può narrare, no, tocca a dovere. E un'altra cosa, un'ultima cosa, può fare questo film osatro tenta una bella pensata, questo dei giccai dinari in internet ponendo pari gente di buona volontà che lì a ponere un franco po' una questione nobile. Sì, assolutamente. Beh, sono costretto, poi su disagio deve avere una cosa bene fatta. Finché sacando po' usonoso anda bene, ma altre questioni orienta professionalità diverse, ma in area non che andare, quindi ho fatto questo crowdfunding, ho fatto un appello a internet, nei casi, e tanto comunque sia amigos e parentes, insomma, gente con due francos veramente, ma sono stati mezzo importanti, però.